Nuova puntata di rassegna stampa di TG Plus. Oggi è il 27 giugno, partiamo dal mattino di Padova, emergenza medici di base senza assistenza in 110.000, sono parecchi. Il report del Veneto: non basta l'assegnazione di 19 professionisti, restano vacanti 73 zone, tiene solo il centro città, snobbata l'Alta. Crisarà, è mancata la programmazione. Crisarà è il presidente dei medici di base. Furti d'auto e spaccate, sgominata una banda, ne abbiamo parlato anche noi ieri nella nostra Notizie Plus, lo vedremo anche dopo. Attivato dall'USL il piano anticaldo, sorvegliati anziani e fragili. E poi c'è una notizia, una fotonotizia, chiude il 23, c'è l'assalto per poter acquistare i dischi, l'ultimo negozio di vinili, diciamo, che ha deciso di chiudere, era sui giornali anche gli altri giorni e ne abbiamo parlato anche noi, insomma. E poi c'è un bando per assegnare Villa Galan al volontariato, lo vedremo anche in altri giornali. Questo, andiamo a vedere il Gazzettino. Massacrata in casa e soffocata dal ladro, questa è una notiziaccia di cronaca. E a Rovigo gli spari alla prof, quel 5 in condotta poi diventato 9, in teoria doveva essere un 5. Notizia di respiro internazionale: Putin è sfiorata la guerra civile, discorso alla nazione, i nostri militari sono rimasti fedeli, hanno salvato la Russia dalla distruzione. E qui sotto anche vedete che nessuno vuole Villa Galan, che andrà alle onlus. Dall'est in autobus a Venezia i pendolari dell'elemosina vengono a chiedere elemosine, poi salgono nell'autobus e se ne tornano a casa. Sul Corriere del Veneto, anche qui la fotonotizia dà spazio alla villa di Galan, arte, mostre, volontariato nella villa confiscata e tassa d'imbarco, la Save fa l'appello. Ma nella notizia di testa: cambieremo il voto in condotta. Caso Rovigo, il ministro annuncia nuove regole e la prof impallinata chiede i danni ai genitori. Licenziata per incapacità, io prof assenteista, si parla di quella che aveva lavorato solo 4 anni su 24, è solo una barzelletta, dice lei. Per andare a vedere anche le notizie di Notizie Plus di Padova, vedete, è una notizia un po' veneta questa. CGA: le grandi imprese si finanziano ritardando i pagamenti ai piccoli, ma è stato approvato in giunta il progetto definitivo del Parco Guizza a Padova. È sgominata la banda dell'Est Europa, responsabile di spaccate, furti, ricettazioni e riciclaggio, ne abbiamo parlato anche noi. E il patto tra Federalberghi e Unicredit a sostegno delle imprese del settore turistico. Bene, è tutto per la pagina di Padova.